Ciao, io sto facendo questo video rivolto a tutte le donne. Maronna, da voto, ti prego, basta. Donne, una curiosità, vi scongiuro. Ma chi sei giuro, non è scongiuro. Ma noi uomini, per capire ma che mi fa, io personalmente non è riuscito a capire niente. Questo lo sapevamo, è proprio in genere. Mina, io la c'è una ricerca vicino al computer, c'è come capire una donna? Ah, vicino al computer. La dovevi fare col computer, forse ti usciva il risultato. Certo computer, frate, ti posso dire una cosa, stai perdendo solo tempo. Non so che dire. Anzi, tu sai che triste, sta manna proprio chi è morta. Ma queste sono battute? Ricetti, scusa, ma non sta chi è morta. In questo caso sì, ricetti. A destra maschi purissimo. Ah, Kest non mi è piaciuto. Comunque, vi spiego il perché. Dai, sentiamo questo monologo che ci farà sbellicare dalla... Conversazione tra lui e lei. Lui? Amo, posso andare? Dove? Lei? Sì, siamo, non ti preoccupare, divertiti. Tu dici in generale, il maschio chiama la donna e ti posso andare? Sottolineate, tu vai, ti diverti, torna a casa, chiama lei. Come la sottolineiamo sta cosa? E poi che c'entra sottolineare? Amo, tutto bene? Sei andato, ti sei divertito? Lui? Sì, amo, sono andato, mi sono divertito. Allora a fornire sta stronzato. Wow, una catastrofe. Ah, bravo, ci sei anche andato. Ah, mo pariamo, io voglio un attimo. Bene, bene, non ti preoccupare, che lo bene bene, non ti preoccupare. Pomaschi significa che va tutto bene, ma pavaglione, no. I miei muscoli facciali si stanno anestetizzando, non riesco più a muoverli per sorridere. Amo, ma tu hai detto che potevi? Eh sì, perché chi le posa da chiedere un permesso? Infatti ho detto bene bene, non ti preoccupare. E quindi, vi prego, arriviamo a un dunque. Giustamente, bene bene, per la femmina significa male male. E non ti preoccupare che si ti acchiappa da fa tanto, e lo fai, So boccaccio, non mi fa ridere mai. Continuando la discussione perché vuoi cercare di chiarire. Ehi, sentiamo come va a finire. È una parola. E infatti, te capisci? Di calmarla, non te lo dico proprio. Ok, quindi cosa facciamo? Continui. A fare? A un certo punto lei dice, ok, Se tu mi vuoi, l'appuntamento vale per le 6. ok, tipica donna. Per te significa tutto bene. Ma per lei significa che si parla poco, viene fino a casa e tutta coppa a finestra. Mio Dio, ho tutte le molecole del mio corpo che vorrebbero ridere, ma non ci riescono, distratto dai tuoi capezzoli, tra l'altro. E lo fa, giustamente continui. Ah, devi continuare? Puoi cercare di calmarla. Cerca. E lei dice, E lui dice, sentiamo lui che dice. adesso se continui a parlare un altro po', Come cazzo parla sta ragazza? Chi cazzo conosce? Che cosa studia? L'asilo nido e basta. peggiori solo le cose. Ed è vero, Soprattutto con sta voce, sono certo. giustamente, tu tuo paro culo, I paro culo, tu paro. e dici, amu, vabbè, ci sentiamo dopo, non fosse mate. Non fosse mai è una lingua forse morta o mai nata. Ah, bravo, vuoi pure staccare? Dilemma. Babbo, ciao, e ti stacco il telefono in faccia. Vuoi provare a richiamarla? No, Stacca una volta, però ti ci prova. ma questi consigli sono oro per me. Boom, e ti stacco il telefono in faccia. Ma lei fa proprio boom quando stacco il telefono, cioè proprio il suono boom. Non la richiami, ti chiama lei dopo. Ah, bravo, non me nemmeno chiamato. Ah, dove hai postiggiato tu manicomio? Perché io non ho mai conosciuto ragazze così fuori di testa. Oh mamma mia, ti fanno scipazzo. E nonostante tutto ciò, Ma non mi parte la parte romantica, che palle. ti fanno innamorare. Sai com'è uomo, donna, da notte dei tempi. Com'è possibile, nonostante i loro comportamenti? Mannaggia acuta letta, ci metto una musichetta di sottofondo qui. Non lo so, se è nata la donna per rovinare l'uomo, O è nata prima la gallina? Ah no, non c'è secca, scusa. o è nato l'uomo tutto scemo e non capisci un cazzo. Dove sono che cose? Dipende che esempi dobbiamo prendere. Se mi pigliò tu io andrei per la seconda. Non è possibile. No, è possibilissimo. Il fatto più bello È quello che non dici, tra l'altro, e non lo sai. è che si inventarono, Se inventarono. Il fatto bello è che se inventarono... si inventavano Ah, te corretto. Se avessero inventato, una scuola ci saresti andato e magari non parlava così. dove c'era scritto entrate e qui si capisce una donna, Sentiamo quest'ultima battuta. ma pensa che all'uomo ne trasino per finestra, nemmeno per la porta principale. So bucash! Ma non puntare mai sulla simpatia, tu. Nemmeno sulla voce, però vabbè, sulla simpatia no. Per finestra, Non sottolineare la battuta, fa cagare già di sé. che è una cosa impossibile. Sì, avevamo capito il senso, ma non fa proprio ridere. Però nonostante tutto ciò, Vai di nuovo con la musichetta dolce. io l'ho sempre detto, A volte possono sbagliare e possono uscire persone come me. senza donna, Goppo Moon non si può campare. Tu fino a mo' hai parlato, ma vabbè, lasciamo stare. Io spero che questi consigli vi tornino utili, perché io non so cosa dirvi. Lascia mi piace e tagga un amico. Io mi vado a capire una donna, vedo che se ci fosse stata una scuola, avrebbero inventato... Ma fanno.